Derby palermitano in un certo senso, quello del Pala Don Bosco che mette di fronte il Villaurea e il Real Termini Recogest, e in un certo senso anche un derby di sportivi, essendo entrambe le squadre nostre partner. Si comincia in una gara che vede la formazione nero-verde partire meglio, come stiamo per vedere, 2 minuti e 20, circolazione palla della squadra ospite, il recupero da parte di Giannusa che serve al centro, il tocco di Salvo Cassata ancora in gol tra le mura amiche, il capitano in assenza di Bepi Abisso porta in vantaggio la formazione guidata da Antonio Gallo, che qui subisce il nuovo tentativo, il primo vero tentativo della partita del Real Termini, con Mussil che trova l'ottimo volo da parte di Giglio a salvare sul palo alla sua sinistra. Insiste la squadra ospite, gran giocata di Lucchese che poi salta con la suola. Giglio trova un gol meraviglioso, il gol dell'1-1, a segno dunque l'ex giocatore tra le altre del Partinica Audace, che riequilibra la situazione dopo 5 minuti e 50, ma passano una quarantina di secondi effettivi. Gran palla di De Simone per Badalamenti, per Orlando che scaglia il destro, palla in rete, 2-1 per il Villaurea, a segno il baby pivot in una settimana straordinaria per i giovani del Villaurea, con la doppia convocazione in nazionale under 19 di Scalapina e La Barbera. Il fatto che segni un giovane non può essere un caso. Qui ancora Orlando assatanato in pressing su Mussil, trova per poco la deviazione che poteva valere il 3-1, insiste dall'altra parte il Real Termini, ma c'è una palla recuperata, la fuga di Giannusa davanti a Perdichizzi, sbaglia il primo tentativo, poi sul tap-in riesce praticamente dal dischetto del calcio d'angolo a trovare il gol del 3-1. 11:30 sul cronometro, allunga nel punteggio la squadra nero-verde in un palazzetto pieno in ogni ordine di posto per questa bellissima partita. Poi dall'altra parte Mussil mette al centro, braccio largo di Cassata, calcio di rigore per il Real Termini. Si presenta dal dischetto proprio il numero 7, rincorsa lunghissima per lui che arriva al duello con Giglio. La conclusione che però si perde sopra la traversa, l'esultanza del portierone di casa, che dunque vede i suoi ancora in vantaggio di 2 gol, ma qui una palla persa a centrocampo consente a Mussil di servire ancora un compagno. Poi la grande giocata del numero 7 che si infrange sul palo, poteva essere il gol del weekend per quanto riguarda il futsal, ma dall'altra parte Lucchese, la palla ancora per il suo numero 7 che va alla conclusione col sinistro sul primo palo, beffato Giglio che viene bucato a 2 minuti dalla fine. 2-3, accorcia le distanze il Real Termini, ma di fatto non succederà più nulla per quanto riguarda il primo tempo, con le due squadre che vanno pian pianino verso l'intervallo, verso il riposo di metà partita. E allora si può svoltare, si può girare la boa, si può andare al secondo tempo di questo bellissimo incontro, con il Real Termini che cerca subito di rendersi pericoloso, come stiamo per vedere con la prima palla gol del secondo tempo di marca poi Villaurea, con De Simone che cerca la palla sul secondo palo, l'intervento fondamentale a salvare sul tentativo di tap-in da parte di Orlando. Eccolo qua il Real Termini che attacca a testa bassa qui con Lucchese che chiama al volo Giuseppe Giglio, palla in calcio d'angolo. Insiste la squadra bianco-giallo-rossa con questa azione che mette nelle condizioni di calciare, e la palla che però finisce sul fondo. Qui la giocata dalle retrovie con Paesano e Lucchese, quest'ultimo che allunga la falcata. Lucchese si presenta davanti a Giglio che però rimane fermo, in posa in ginocchio, nega il gol del 3 pari. Poi Villaurea che esce un po' dal torpore, cerca di trovare il gol. Qui Bonanno solo davanti a Perdichizzi che lo ipnotizza in uscita, in posa, e mette il pallone in calcio d'angolo. Un minuto dopo l'azione ancora in spinta da parte di Giannusa, palla che si perde di pochissimo fuori con la sua conclusione potente di destro. Poi il Real Termini recupera una bella palla con Paesano che va alla conclusione ancora, però Giglio difende il palo, si tuffa alla sua destra, nega il pareggio. E allora partita che un po' si accende con Orlando che va di sola per Giannusa, l'uscita per la conclusione di La Barbera e la palla sopra la traversa, doppia chance incredibile qui per il Villaurea, che poi si ritrova costretto a 3 minuti alla fine a buttare il pallone. Poi Paesano lancia verso Lucchese che evita l'uscita di Giglio, il quale però da terra alza la mano, dice di no, e poi dall'altra parte Lucchese circa un minuto dopo commette fallo, e il fallo che gli costa il secondo giallo, l'espulsione, e a 1:18 dalla fine
il Real Termini perde un giocatore fondamentale, ma soprattutto rimane con l'uomo in meno. Allora può girare palla con calma il Villauria, che trova anche il gol del 4-2 con Giannusa, che serve sul secondo palo. Ancora Giacomo Orlando, doppietta per lui in una settimana bellissima per gli under di casa Villauria. Arriva il giovane pivot che ha trovato tanto spazio in questa gara a suggellare quella che di fatto è una vittoria fondamentale per il Villauria, terza consecutiva, seconda in casa dopo quella contro l'Arcobaleno Ispica, doppia cifra di punti in classifica raggiunte, soprattutto gap che aumenta rispetto alla zona rossa della classifica. Applausi comunque per il Real Termini, che ha giocato una grande gara.